Io incomincio dando a voi tutte e tutti il benvenuto e scusandomi per il ritardo, ma c'erano persone importanti che dovevamo aspettare, tra le quali una relatrice, la professoressa Silvana Ferreri, non solo vedova del professor Tullio De Mauro, ma specialista in didattica delle lingue moderne presso l'Università della Tuscia, che ha dovuto fare un viaggio in treno, povera, e la ringrazio per essere fedele agli impegni. Grazie. Il Presidente del Consiglio regionale, ho saputo ora, mi ha comunicato che è ancora impegnato nel Consiglio, è ancora a Trieste, impegnato nel Consiglio regionale, e i saluti verranno portati dal direttore per il Consiglio regionale. La dite al telefono così, fa tutto il Presidente. Allora, per i saluti istituzionali, il professor Renato Oniga, direttore del Centro Internazionale sul Plurilinguismo dell'Università di Udine, che prego venga vicino a me, viene a farmi compagnia. Ecco, partiamo con i saluti istituzionali. Le rappresentanze delle minoranze linguistiche di questa regione, a partire da quella friulana in ordine alfabetico e non piramidale, il presidente dell'ARLEF, acronimo per Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, venga, ci mettiamo tutti qui prima dei saluti, vero? Bene, per la minoranza germanofona, un caso emblematico perché Nino Pacilè, che conosco da tanti anni, è niente di meno che un calabrese che ha adottato l'isola germanofona di Sauras Zare, ne è diventato per molti anni l'assessore alla cultura e ancora continua a fare il referente per la cultura. Sauris ha avuto l'attenzione più degli stranieri che degli italiani, ha avuto l'onore di avere il professor Norman Dennison, che in questa sede ricordo non solo perché è stato un grande linguista sociolinguistica, ma un amico del cuore mio, di mio marito, che ha fatto un vocabolario del saurano. E Nino, vedete, è un caso, bisogna descriverlo, di consapevolezza culturale rara, e continua, come vedete, a rappresentare degnamente, credo, la comunità germanofona. Il professor Bankic, che è il portavoce della comunità slovenofona e che conosco da tanti anni, perché poi dirò, in quella sede ho avuto la soddisfazione, ho grandi amici, perché a lungo abbiamo lavorato insieme e continuiamo a lavorare. Bene, ben arrivata la direttrice, vieni, sedete vicino. La direttrice dell'ufficio, la nuova direttrice, l'applaudiamo, coraggiosa, ufficio scolastico regionale. Allora, con problemi enormi di personale a tutti i livelli, con dirigenti con 2 o 3 scuole, ecco, bidelli che mancano, eccetera, eccetera. Ma io, siccome sono fatta così, sottolineo anche un altro aspetto. L'applicazione di delle leggi sulle minoranze, che è ancora di là da venire, da essere applicata. Quindi mi dispiace di caricarti di tutti questi problemi. È stata coraggiosa perché dirigeva benissimo degli istituti in maniera pregevole e per questo la ringraziamo per aver accettato di accollarsi un problema non facile, no? E le facciamo tanti auguri. Bene, allora i saluti. Mancano i maranesi. I maranesi per la loro varietà venetofona splendida, ma che non è entrata nella legge 482. Voglio dire, io ho vissuto, perché l'ho vissuta dentro il Parlamento, questo problema, includendo tutti
come il reddito di cittadinanza. Come faceva a finanziare poi? Perché a metterla in legge è una cosa, poi i decreti applicativi prevedono i finanziamenti. Ecco, voglio dire, non è che è stata una scelta, è stata una scelta determinata dalle indicazioni degli esperti, non dai politici, perché allora si facevano gli studi, gli uffici studi raccoglievano le voci degli esperti. E poi una scelta anche, sono usciti gli zingari, per i quali avevo un appoggio fondamentale. Il professor De Mauro veniva continuamente con le delegazioni e nella legge approvata nel 1991, di cui nessuno parla ma che ha avuto l'approvazione della Camera, quando io ero là, c'erano anche gli zingari che sono stati tolti e messi in un ordine del giorno, che sono giaculatori gli ordini del giorno, perché poi non vengono mai applicati. Ecco, quindi voglio dire, abbiamo ancora tanta strada da fare. Grazie direttore del Centro Internazionale sul Plurilinguismo, che è un'istituzione importante, importantissima dell'università. Innanzitutto, tra l'altro, io ho il gradito compito di portarvi il saluto del magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Alberto Felice De Toni, che non ha potuto essere presente a causa di impegni precedentemente assunti, ma mi ha incaricato di rappresentare il patrocinio dell'Ateneo a questa meritoria iniziativa. Per quanto mi riguarda personalmente, poi vorrei limitarvi a proporre un breve ricordo legato alla mia carica di direttore del Centro Internazionale sul Plurilinguismo, la struttura tra l'altro che è nata grazie a un emendamento di legge promosso dalla professoressa Silvana Schiavi nel 1991. Il mio ricordo è che ebbi la fortuna di conoscere personalmente Tullio De Mauro proprio al Centro Internazionale sul Plurilinguismo, perché dal 1997 al 2002 De Mauro fu componente del comitato scientifico del nostro centro, quindi potremmo dire che in questa veste De Mauro ha fatto parte anche in qualche modo della nostra Università Friulana, perché il comitato scientifico del centro è composto da 4 rappresentanti eletti dai collaboratori scientifici interni, in quest'ambito ero presente io stesso, e da 4 esperti di fama internazionale nominati dal Senato accademico su proposta del direttore. Quindi per 2 trienni, dal 1997 al 2002, gli allora direttori del centro, dapprima Roberto Gusmani e poi Vincenzo Orioles, vollero la presenza di Tullio De Mauro, il quale accettò di buon grado e fu presente alle riunioni nonostante gli impegni di uno dei periodi più intensi del suo impegno accademico e politico. Ricordiamo che fu ministro proprio negli anni dal 2000 al 2001. Evidentemente De Mauro voleva testimoniare, anche in questo modo, la propria sensibilità nei confronti del plurilinguismo, che all'epoca lo aveva visto impegnato tra i promotori della legge di tutela delle minoranze linguistiche, la famosa 482 del 15 dicembre 99. Ma vorrei ricordare che anche più di recente, nel 2013, con le 7 tesi per la promozione di politiche linguistiche democratiche, il plurilinguismo è rimasto uno dei tratti fondamentali del pensiero di Tullio De Mauro. La cosa che più mi colpì durante le riunioni del comitato, oltre all'affabilità e alla piacevolezza dei suoi discorsi, fu il suo dinamismo, il suo vivace spirito pratico, un tratto che poi ho trovato giustamente sottolineato nell'articolo dedicato a De Mauro, pubblicato da uno dei suoi primi allievi, Raffaele Simone, sull'Espresso del 15 gennaio 2017, da cui tra l'altro voglio prendere questa citazione: il darsi da fare era una delle sue cifre più profonde e lo è rimasto fino all'ultimo. In De Mauro colpiva infatti la capacità di muoversi su più fronti e l'energia con cui inventava instancabilmente iniziative, imprese, progetti. Ricordo appunto che questo tratto mi colpì molto e lo sentii quasi come un rimprovero rivolto in primo luogo a me stesso, perché noi professori, si sa, tendiamo a perderci spesso in questioni teoriche, specialistiche, a parlare e scrivere su cose che sembrano lontane dal mondo reale. E quindi questo impegno sottolineato da Tullio De Mauro è rimasto un po' quasi un monito per tutti noi. E tra l'altro vorrei ricordare che gli anni in cui De Mauro fu membro del nostro comitato scientifico furono anche gli anni di maggiore produttività del nostro centro. Ecco, come
qualche tempo fa ebbi modo di rievocare in una conversazione con l'amica Fabiana Fusco, che è qui presente, e hanno davvero dei bei tempi quando c'era De Mauro, insomma, perché De Mauro aveva colto già allora in modo molto acuto un pericolo che incombeva sul nostro centro, che purtroppo, devo dire, rimane fino ad oggi reso più grave dalla progressiva carenza di fondi, e cioè la difficoltà di realizzare progetti di ampio respiro e di più largo impatto sociale. Il rischio, insomma, è quello di ridurci a fare pure accademia, quindi centro di documentazione, ricerca, magari eccellente sul piano scientifico, ma limitato alla cerchia ristretta degli specialisti. Quindi vorrei concludere con le parole di un altro grande linguista, che anche lui è stato componente del comitato scientifico del Centro Internazionale sul Plurilinguismo in anni più recenti, e che tra l'altro proprio qualche settimana fa ha donato al centro la sua biblioteca personale di ricerca, il professor Lorenzo Renzi, il quale nella relazione commemorativa tenuta dapprima all'Accademia della Crusca e poi al Giscel di Padova ha affermato testualmente: morto De Mauro, bisogna raccogliere la sua bandiera. Vorrei dunque ringraziare tutti i presenti, perché credo che sono qui appunto per testimoniare la loro volontà di raccogliere e rendere sempre più attuale la bandiera di Tullio De Mauro. Grazie. Allora facciamo la dottoressa Patrizia Pavatti. Buonasera a tutti, grazie Silvana, grazie anche per l'invito, mi fa piacere essere qua, perché quando si parla di plurilinguismo mi si apre il cuore per quelle che possono essere le prospettive che noi purtroppo ancora non abbiamo colto abbastanza. Cioè dobbiamo essere consapevoli che la nostra specialità regionale è data dalla presenza di diverse lingue, è una ricchezza, è un vantaggio, un valore aggiunto, però per renderlo tale dobbiamo agire sicuramente a livello di formazione e di educazione, naturalmente, anche perché questo ci permette poi di formare le nuove generazioni e quindi di proseguire su una strada che c'è, esiste, però ancora non ha quella giusta consapevolezza per rendere anche gli obiettivi raggiungibili. Citava prima Silvana giustamente quello che è stato o non è stato fatto. Qualche piccolo passo si è mosso, penso al friulano, che con il regolamento del 2011 ha introdotto la lingua curricolare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. È poco, è tanto, è un primo passo, c'è ancora moltissimo da fare e infatti è un lavoro in progresso, un work in progress. E per le altre lingue che appartengono alla nostra regione, lo sloveno naturalmente ha la parte dell'ordinamento, quindi le sue tutele, diciamo che per il tedesco c'è ancora un gran passaggio, però qual è la buona volontà delle scuole? Quella di realizzare potenziamento dell'offerta formativa, cosa che avviene da moltissimi anni, e anche guardo la professoressa Fabiana Fusco, che conosco da molto tempo, con cui abbiamo collaborato anche in passato, anche 10 anni fa, sul potenziamento dell'offerta formativa, e le scuole infatti realizzano dei progetti che sono meravigliosi, che molte volte rischiano di restare chiusi però in un cassetto, quel famoso materiale grigio di cui si parla, che va fatto circolare, va valorizzato, anche perché mancano moltissimi materiali didattici. Però secondo me in questi 10 anni abbiamo fatto un passaggio ulteriore, cioè siamo passati dalla monolingua o comunque l'unica lingua aggiunta al plurilinguismo, cioè sempre di più c'è bisogno di utilizzare tante lingue, che non vuol dire essere simil madrelingua di ogni lingua, vuol dire essere in grado di assaggiare, di annusare, di entrare in contatto con altre lingue. Allora, che cosa bisogna fare? Dal mio punto di vista agire molto sulla formazione dei docenti. Brava. Perché chi è il docente plurilingue? Quali competenze professionali, culturali, scientifiche deve possedere per essere definito tale? Esistono dei percorsi di prima formazione per il docente plurilingue? Cioè dobbiamo innanzitutto farci queste domande e poi pensare di inserirlo attraverso ricercazione, attraverso insomma delle azioni che possiamo fare anche in contemporanea nelle scuole. Come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando la metodologia CLIL? Lo facciamo utilizzando la lingua veicolare? Lo facciamo con un insegnante una lingua, oppure lo facciamo con l'insegnante plurilingue, quindi che utilizza più lingue e che passa con fluidità da una lingua all'altra? Quindi vedete quanta ricerca c'è ancora da fare, quante domande sono aperte. Quindi insomma ben vengano questi momenti di riflessione. Dal mio punto di vista, lo dico e lo dichiaro sempre, sono naturalmente aperta a camminare su questa strada e arrivare
arrivare a un obiettivo che sarebbe grandissimo, ma che dovrebbe essere proprio insito nella specialità della nostra regione. Brava, grazie. Ora le minoranze in ordine stretto, ordine alfabetico. Che non si dica mai che essendo io friulana, anzi carnica, per me le minoranze sono del mio territorio e anche di altrove, sono tutte sullo stesso piano. Per cui il friulano è per primo, interviene per primo il presidente perché in ordine alfabetico, ma anche per la sua importanza, insomma. No? Per il volume dei friulani, per i friulanofoni ovviamente, no? Chiaramente. Ringrazio per questo invito. In realtà l'importanza delle nostre comunità linguistiche è uguale indipendentemente dal numero dei parlanti, e questo è un valore fondamentale della nostra regione, direi anche fondante della nostra regione. Porto i saluti anche del Presidente del Consiglio regionale Zanin, che non può essere qui, è stato ricordato prima per una seduta particolarmente impegnativa, e voglio ringraziare tutti i presenti, vedo alcuni amici ma anche collaboratori. Tra l'altro il già presidente dell'Arlef, Lorenzo Fabbro, che è qui con noi, ma anche componenti del CDA attuale e appena passato, per cui la partecipazione è numerosa e qualificata, come gli esponenti delle altre minoranze linguistiche e dell'università e dell'ufficio scolastico regionale. La pubblicazione è notevolmente importante, direi anche quasi coetanea mia, ma nonostante il fatto che siano trascorsi ormai più di 40 anni, è attuale, ha un valore di un'attualità, di una freschezza e di una capacità di interpretare la situazione attuale, che direi, io vedo la professoressa Ferreri qui che sicuramente sta annuendo, ma io credo che abbia vissuto questa opera, e quindi chi meglio di lei poi saprà raccontare quelle che possono essere le particolarità. La regione Friuli Venezia Giulia, è inutile ricordarlo a voi perché siete qui, ma credo che lo sappiate anche meglio di me, è una regione che ha fatto delle minoranze qualcosa di particolare, di unico, e che dà anche, e qui prendo le parole che ho letto della professoressa Pavatti, dà una particolare importanza anche alla parte cognitiva, perché dietro a ogni espressione, insomma a ogni strumento linguistico, c'è una parte cognitiva importante che non va persa, va valorizzata e va messa a confronto con le altre, per cui chi meglio della nostra regione potrebbe valorizzare questa capacità di poter avere queste capacità cognitive, ecco, messe a confronto anche tra gli stessi studenti, che necessitano, appunto, come diceva la professoressa Pavatti, di supporti ulteriori, dai supporti fisici, didattici, ma anche dal materiale umano che è rappresentato dai nostri docenti. Nel mondo globalizzato ovviamente ci troviamo di fronte a un rischio abbastanza importante, che è quello della omologazione, un'omologazione che appunto ci sottrae gli strumenti per poterci dare la libertà di portare il nostro vero io, quello che insomma scaturisce dalla nostra affettività anche, no? Nella comunità. È una comunità che ha ovviamente dei grandi valori anche etici, e che necessitano di questi apporti, per cui io ringrazio di questo grande lavoro di traduzione che mette insieme anche ufficialmente le nostre 4 lingue e quindi dà un grande segnale, insomma, di unione e di collaborazione, che spero, insomma, venga ancor più valorizzato nel futuro. Lascio la parola ai miei ovviamente amici delle altre minoranze linguistiche, e mi fa piacere questo ricordo, anzi questo insomma, il fatto che la professoressa Silvana Schiavi Facchin abbia fatto mente locale sul fatto che una persona che non è di origine friulana può avere, no,
agganci, no, e interessi, tanto da assumere appunto la capacità di potersi esprimere correttamente, anche insomma di poter capire correttamente tutta una serie di valori e di termini appunto tedescofoni, come il rappresentante qui a fianco a me. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e ovviamente buona conferenza. Grazie. E allora i germanofoni rappresentati, come ho già presentato prima, riassumo brevemente, da Nino Bacilè, di origini calabresi, che ha avuto anche incarichi istituzionali, perché non solo ha adottato la comunità, ma la comunità lo ha eletto per rappresentarli. Vice sindaco e assessore alla cultura per 15 anni e attualmente sono ancora consigliere e delegato alla cultura. Ecco, un fatto concreto, simbolico però importante da far conoscere. A Sauris siamo in pochi, quindi bisogna darsi una mano. Allora ho avuto questa fortuna, diciamo, ma anche mi aggancio a una parola importantissima che ha detto la professoressa Silvana prima, consapevolezza. È vero, io ho insegnato per 38 anni a Sauris e già dal 1990 assieme alla maestra Novella e prima ancora col maestro Ferrante Schneider abbiamo inserito, prima ancora della legge 482, l'insegnamento della lingua locale e della cultura anche locale a scuola, prima come attività facoltativa. Successivamente, grazie a una sperimentazione sostenuta anche da un comitato scientifico di cui faceva parte la professoressa, è vero Silvana? Assieme all'ispettore Torca e all'ispettore Serena, approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel 96 abbiamo per 3 anni portato avanti l'insegnamento come sperimentazione, approvata dal Ministero. Poi è arrivata la 482. In tutto questo periodo, chiaramente l'insegnamento non lo facevo io, ma lo faceva la maestra Novella, l'ho sempre sostenuta per la creazione, la realizzazione di strumenti didattici che noi come minoranza di un certo tipo non potevamo avere. E di conseguenza abbiamo dovuto adattarci, tradurre da altre lingue, comprare libretti e così via, fino a quando è arrivata la legge 482 prima, poi la 4 del 99 e la numero 20 del 2009, quella regionale, che ci sostiene anche finanziariamente. Ecco, e consapevolezza, noi non abbiamo mai detto che insegneremo, che porteremo i bambini a capire e a parlare in saurano, semplicemente volevamo fargli raggiungere la consapevolezza di appartenere a una minoranza unica nel suo genere, con un patrimonio linguistico invidiabile e che è oggetto non soltanto di studi dall'estero, ma è anche un oggetto economicamente sfruttabile, va bene? Ma la gente di Sauris ultimamente lo riconosce, è consapevole tutta quanta, non tanto perché si può fare turismo con la lingua, con la cultura, ma anche perché effettivamente si rende conto che sta mancando qualche tassello ultimamente, ok? I parlanti sono sempre di meno. Naturalmente io porto i saluti d'accordo di Sauris Zare, ma anche delle altre comunità germanofone del Friuli, da Sappada, ultimamente entrata Sappada Plodden, da Timau Tischelbong, la mia insegnante dice che ho pronunciato bene, e chiaramente i 3 comuni della Val Canale. Ecco, io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Ecco, io con il mondo del business ho sempre avuto poco da fare, però vi dico che Sauris è una cosa stupenda e io ho l'onore di averlo fatto scoprire al già rettore professor Marzio Strasoldo. Avevamo un convegno internazionale qui, la Commissione europea era presente e io sono nata da quelle parti e quindi l'ho invitato, ho detto vieni, ed è venuto con la sua famiglia scoprendo una cosa in Friuli che non aveva mai visto, di cui mi ha ringraziato continuamente, quindi andate a vederlo perché sotto tanti punti di vista, ambientale soprattutto, oltre che per la minoranza e l'artigianato che c'è, ecco, vale la pena di visitare. Il professor Giorgio Bankic, che viene dalla Venecia, è presidente dell'Istituto della Cultura Slovena, con la quale io da tanti anni ormai devo dire sempre da tanti anni, ecco, ho avuto rapporti importantissimi di collaborazione
e di cui ringrazio perché i miei rapporti con la Slovenia sono stati frutto di grandissime soddisfazioni. Siete molto affidabili. Grazie. E io quando parlo con voi o lavoro con voi sono tranquilla. Con altre sedi sono un po' in tensione, devo dire. Ecco. Quindi ti ringrazio e ringrazio che hanno già pubblicato su Novi Mataiur, ma adesso lo do ai nostri ospiti, e l'informazione, un intervento sul nostro convegno anche, e mi hanno portato i giornali. Quindi piccoli segnali di affidabilità. Grazie. Hvala Silvana, dober dan. Zahvaljujem se organizatorjem tega posveta in zahvaljujem za povabilo in čestitam za to pobudo, s katero se spominjamo na velikega italijanskega jezikoslovca Tullija de Maura, ki je med drugim odprl vrata novemu pristopu k obravnavanju in zaščiti manjšinskih jezikov v Italiji. Ringrazio per l'invito e esprimo il mio compiacimento per questa iniziativa che rende omaggio a Tullio De Mauro attraverso la riedizione plurilingue delle 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, che ha aperto le porte, tra l'altro, anche a un nuovo approccio alla conoscenza e alla tutela delle lingue minoritarie. Dunque provengo dalla comunità slovena delle valli del Natisone, che a differenza di quelle del Goriziano e del Triestino ha visto riconosciuti i propri diritti linguistici assieme ai friulani e ai tedeschi della nostra regione, prima nel 99 con la legge 4, la 482, e poi nel 2001 e nel 2007 la legge nazionale prima e la legge regionale del 2007 di tutela della minoranza linguistica slovena. In particolare mi riconosco nella settima e ottava tesi, la situazione linguistica degli alunni, e poi l'approccio diverso che la scuola deve avere nei confronti degli alunni che parlano dialetti o lingue diverse da quello italiano. Comunque i ritardi con cui lo Stato e la Regione hanno approvato questi provvedimenti sarebbe risultato fatale per la sopravvivenza culturale della nostra comunità se non avessimo provveduto da soli, attraverso una fitta rete prima di associazioni e circoli, a mantenere viva la nostra lingua coinvolgendo famiglie e bambini. Ecco, da questa molteplice attività è nata la scuola bilingue di San Pietro a Natisone. A questo proposito si veda nella pubblicazione l'ampia nota della professoressa Schiavi Facchin sulla scuola bilingue di San Pietro a Natisone. Sulla storia della scuola. Ecco. Sul sito non c'era nulla, l'ho raccontata io. Esatto. La scuola all'inizio privata, poi parificata, infine divenuta statale nel 2001, è nata come scuola di comunità ed è cresciuta per rispondere alle esigenze linguistiche della nostra comunità e infine è stata rifinita su misura della comunità. E questo grazie a persone competenti e appassionate come il professor Paolo Petricic, a cui è stata dedicata la scuola, la professoressa Schiavi Facchin e la storica direttrice Giva Gruden. Ma la scuola è andata oltre i confini delle nostre valli perché grazie al successo che ha avuto ha richiamato alunni dai territori vicini e provenienti da famiglie miste o anche di origine non slovena. Ma accanto alla storia dei successi bisogna registrare anche le dure opposizioni che ha avuto sia alla nascita e in ogni tappa della sua crescita. È stata negata perfino la presa d'atto della sua esistenza. Si è fatto di tutto perché non abbia i riconoscimenti previsti dalle normative, dalle leggi italiane. E nel 2007 è stata indetta perfino una raccolta di firme
per impedire, siamo nel 2007, quindi dopo le leggi di tutela, Certo. per impedire il prolungamento del percorso scolastico alle medie inferiori. No? Era parlo con i vecchi termini di elementari e medie, era fino alla quinta elementare. Nel 2007 è stata riconosciuta la scuola media, ma è stata fatta una raccolta di firme perché i bambini non avessero questa possibilità. Oggi le aspettative della nostra comunità sono quelle di estendere l'insegnamento bilingue nei comuni compresi nel territorio di tutela della minoranza, diciamo le valli del Torre, Resia, o anche in Val Canale, dove invece i genitori si stanno adoperando per avere una scuola plurilingue, anche magari con tedesco e friulano. E cinese tra un po'. Cinese, quando ci sarà il numero sufficiente. Poi ci sono altri provvedimenti della legge di tutela, come l'articolo 12 che della legge di tutela della minoranza slovena, l'articolo 12 che prevede delle particolari norme per la provincia di Udine da attuarsi non solo nelle scuole bilingui ma anche nelle scuole con lingua di insegnamento italiana. Quindi lancio un appello alle istituzioni preposte perché questo venga attuato. Il lavoro non manca e saremo sempre grati a chi ci darà una mano. Grazie. Non ci abbiamo pensato, ma sarebbe opportuno fare un appello dopo la conclusione di questo convegno, se il pubblico poi con una per alzata di mano approva, da espedire a chi determina la politica linguistica, da chi decide, perché giunga, che non sono presenti, giunga almeno la voce, voglio dire, che è emersa da questo convegno. Siete d'accordo? Dobbiamo fare pervenire la voce. Bene, allora la mia presentazione, a parte queste informazioni che vi ho dato, io ho cercato in questo caso di portarvi alcune riflessioni, però attraverso la voce del professor Tullio De Mauro. Ho cercato tra i miei scartoffi, i miei enormi pacchi di documenti e di cose che nella vita ne ho raccolte fin troppe. Ecco, e ho scoperto sui miei documenti alcune sue riflessioni. Vi dico subito che se siete interessati, il 31 di marzo cadeva il compleanno del professor De Mauro. E Radio 3, che fa ottime trasmissioni culturali, una delle quali si chiama La Lingua Batte e la fanno di domenica, e io da quando sono pensionata l'ascolto quando posso, sempre, ecco, ha dedicato tutta la trasmissione sul podcast, la potete trovare, a Tullio De Mauro. Io ho copiato perché Tullio non si è parlato solo di Tullio, del professor Tullio De Mauro, si è fatto ascoltare la voce di De Mauro in diverse trasmissioni ed è stato molto bello, efficace, vero? La stessa cosa è successa in una trasmissione del pomeriggio, dalle 6 del pomeriggio, che si chiama, adesso mi sfugge il nome, La Grande Radio. Si chiama La Grande Radio, dalle 18 alle 19, 18:40 circa, per la stessa ragione, lo stesso giorno, una trasmissione culturale su Tullio De Mauro, altrettanto interessante. E io naturalmente, avendola sentita, l'ho ascoltata. Quindi la prima indicazione e suggerimento è questo. Un altro suggerimento bibliografico che vi do è questo, sempre in occasione della sua morte, in questo caso, sì, molto più rapidamente di me, che arrivo molto dopo, è uscito, nel 18 è uscito, no? Sull'attualità di Tullio De Mauro. Credo di averlo scritto anche là, quindi il riferimento lo trovo, pubblicato dal Mulino e a cura di Ugo Cardinale,
Ci sono diversi interventi, come vedete molto sottolineati da me, alcuni molto interessanti, di suoi ex allievi, che rivelano anche momenti inediti, cioè di un rapporto particolare che avevano con il maestro, che cercava sempre un rapporto personale, vero? Con gli studenti. Non voleva essere chiamato maestro, no? E non voleva essere chiamato maestro nel professore, no? No, neanche. Anche se in una... Faceva questa affiliazione... sì, gerarchica, neanche. Non la voleva. Diciamo. No, allievi. Però io so che alcuni di loro lo sono stati nel tempo. Ecco, io ho rubato l'idea, nel senso che attraverso me, con alcune chiose, parlerà De Mauro, cioè ho scelto delle citazioni di De Mauro. Le ho scelte anche tra i documenti parlamentari che non siete tenuti a conoscere, pochi conoscono, cioè gli uffici studi del Parlamento sulle leggi e sulle minoranze linguistiche in particolare. Quando io sono entrata in Parlamento c'era depositata questa legge ormai da tanti anni e hanno fornito una serie di documenti parlamentari che avevano, tra le altre cose, oltre alle proposte presentate fino allora, 1987, le proposte di legge, le relazioni in particolare del professor Tullio De Mauro e del professor Alessandro Pizzorusso, giurilinguista, questa parola l'ho imparata là, giurilinguista sulle minoranze, che ci davano, noi che dovevamo votarle, a chi le leggeva, strumenti per decidere. Ecco, e da quelle carte, da quella documentazione ho tratto la prima citazione riguarda io li chiamo adesso, si evolvono anche le parole, no? Anzi, io li chiamo slovenofoni nella sua relazione che è del 79, che è stata data al Parlamento, li chiama slavofoni. A pagina 190, se vuoi mandare la prima, la stai mandando? La prima slide, si legge: il nucleo più compatto e vitale è costituito dagli sloveni, inclusi nei confini italiani. Ce l'hai? Dopo la prima guerra mondiale gli sloveni furono perseguitati in epoca fascista. Momenti di tensione politica con la vicina Jugoslavia, non sempre compensati dall'impegno democratico delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, il regime di servitù militari, la scissione in 3 province diverse, veramente poi diventano 4, le differenziazioni etnico-linguistiche interne sono altrettanti gravi fattori che pesano negativamente sulla vita degli sloveni. La comunità slovena, come tutte le altre, hanno fatto fatica ad avere un riconoscimento ufficiale, ecco, che è avvenuto nel 1999, ma la legge era stata votata nel 1991, nel dicembre del 91, e poi è stata mandata al Senato, non c'è stato nessun verso di calendarizzarla, queste sono parole che si imparano in quei luoghi, vero? Quindi metterla in calendario, discuterla e votarla. Quindi è stata ferma 8 anni prima di essere votata dal Parlamento italiano, modificata anche nei contenuti, devo dire. Gli zingari sono stati cancellati, alcune cose tipo l'assenso delle famiglie è stato introdotto, e molte altre cose piccole o meno piccole, fino al 1999. 50 anni dopo però l'approvazione della nostra Carta Costituzionale, che all'articolo 6 diceva, lo conoscete, no? Articolo 6 diceva che lo Stato deve valorizzare, tutelare e valorizzare le minoranze linguistiche storiche. Dal professor De Mauro, in occasione di un convegno, rifacendosi ad un convegno su Grazia Isaia Ascoli, si richiama ad Ascoli, sapete, il più grande linguista del nostro territorio,
ecco, rivelandomi, io vabbè non sono una studiosa puntualissima, una cosa di cui non sapevo, che mi ha fatto molto piacere e che voglio citare ancora da De Mauro. Faccio parlare Ascoli adesso attraverso il professor De Mauro, così ci parlano del gran danno che sia il mantenere i nostri figli, scrive Ascoli, figliuoli quasi bilingui, quindi condannandolo, lasciando loro cioè il dialetto materno e costringendoli a studiare al modo che si fa ad un idioma estraneo la lingua che si dice nostra, con tanto spreco, aggiungono, delle loro intelligenze. Come se la scienza e l'esperienza non dimostrassero in 100 maniere che è anzi una condizione privilegiata nell'ordine dell'intelligenza, questa dei figliuoli bilingui. È come se in casa nostra fosse affatto chiaro che l'incremento della cultura stia in ragione diretta della prossimità e della maggiore vicinanza fra parola parlata e parola scritta, laddove il vero è precisamente l'opposto. Lo diceva Ascoli nel Proemio. Questo della parola parlata e della parola scritta, questo per mia esperienza diretta, è un problema che ha toccato tutte le minoranze. Quanti dei parlanti, che vanno sempre diminuendo, lingue diverse dalla lingua della scuola, cioè l'italiano lingua ufficiale che si doveva imparare, sono state esclusi da qualsiasi progressione educativa. In primis, quanti friulani non hanno scritto in questi anni in friulano perché il sistema grafico, qui ne vedo uno scrittore stupendo, che ha uno stile insomma meraviglioso in italiano e parla benissimo in friulano ed è qui davanti seduto a me, non gli hanno insegnato a scrivere in friulano e io lo invito sempre a scrivere in friulano e se lo sentite parlare ha un friulano meraviglioso. Ma dicevo, il grave danno è stato che ne bloccavano la crescita culturale, linguistica, culturale e professionale. E l'episodio di ieri, io sono andata ieri a una laurea honoris causa di un carnico del mio paese, col quale, anche se lui era del 37 io del 38, ma io sono andata a scuola prima perché mi hanno cacciata da scuola prima, ho fatto le elementari a Medis, comune di Sechieve, con lui e che non vedevo da allora, ha avuto la laurea in honoris causa in ingegneria dell'ambiente. Bene, nascevano tanti bambini allora, e questa la racconto sempre. Io ho 60 bambini, 60 coscritti nel mio comune. Chi ha fatto l'esame? Allora si faceva l'esame di ammissione per andare alle medie, solo io. E tutti gli altri, e questo qua, che poi è diventato, ha fatto una relazione che manco un accademico ieri fa, ha 82 anni. Quindi quante intelligenze, quante sono state, sembra che l'elemento lingua non sia fondamentale. Per quante persone è stato così fondamentale? Quindi la politica deve essere umana e pensare a questi fatti, a quanto può incidere sulla persona, sull'individuo, il tagliargli le radici, a me non piacciono le radici, ma insomma le loro lingue prime della casa. E De Mauro continua nella relazione a pagina 187. Una scuola che funzioni in senso davvero democratico, una scuola che sia la scuola non di Francischiello o di De Vecchi o di Malfatti, ma che sia la scuola dello Stato repubblicano, ha dinanzi a sé il compito primario e unitario di insegnare il rispetto per le tradizioni idiomatiche diverse dall'italiano e insieme di insegnare a dominare l'italiano e le altre grandi lingue di cultura che non escludono, anzi aprono la strada, di insegnare a muoversi nelle realtà linguistiche locali e insieme di insegnare a muoversi tra i linguaggi scientifici internazionali, non per nulla dice scientifici, quindi anche settoriali e specialistici. Se questa scuola e la politica linguistica e culturale di cui essa sarà portatrice
non sono un'utopia, se saranno realtà, i gruppi linguistici minoritari, credo che sia in giallo anche lì, forse no, e non solo quelli protetti da trattati internazionali e per ragioni diplomatiche, perché questo è successo, sta ancora succedendo. Voglio dire, io ho lavorato forse più con gli sloveni che con i friulani, no? Insomma, però la politica regionale ha delle scale di valori, vero? I rapporti transfrontalieri alle volte interessano di più il politico che non i rapporti interni, e questo fa sì che ci siano anche, si trasmette una visione gerarchica diversa. Ma tutti potranno essere, tutti, dice il professor De Mauro, potranno essere non più deiezioni storiche, notate la lingua, tritume tollerato con collo assai torto dalle autorità centrali, ma punti di forza di una scuola e di una politica linguistica e culturale democratica. Diranno altri sulle 10 tesi, ma queste riflessioni del professor De Mauro giustificano il perché del mio progetto, più di quanto io non potessi fare. E concludo leggendovi, sempre del professor Tullio De Mauro, che interveniva settimanalmente sul settimanale internazionale nella rubrica Le opinioni, questa è del 2001, te l'hai presente? Ah no, allora la sentiamo. Allora, no, perché è molto stimolante, vorrei chiudere proprio con questa. Io credo che abbiamo tutti da imparare, dice De Mauro, scriveva in questa rubrica, dal modello svedese. Qualunque bambino o bambina, quale che sia la lingua che dichiara di essere la sua lingua, ha diritto a vederla insegnata a lui, notate il maschile e il femminile, questo anche come stile, a lui o a lei dalla scuola, accanto allo svedese, la lingua dello Stato. Il punto di partenza per costruire questo modello è stato il bisogno di rispettare il diritto umano primario. Il risultato è per noi tutti del più alto interesse. Se le nostre scuole e le nostre società europee vogliono seguire la strada dell'inclusione, di cui in questi giorni si parla tanto, delle pari opportunità tra tutti i cittadini, il modello svedese ci indica la strada e un traguardo. Non è facile, ma la Svezia ci dice è umanamente possibile. A chi vagheggia unificazioni forzose, l'Europa può dunque e deve rispondere col possente coro polifonico delle sue molte lingue, cariche di storia comune e diversa, e cariche di avvenire. C'è gloria per tutti, si legge in Alice nel Paese delle Meraviglie, e così è affidato a noi tutti, e in primo luogo alle scuole e università, agli intellettuali e ai più colti, il compito di educarci sempre più e meglio alla vitale coesistenza di una pluralità di lingue. Chiudo qui con De Mauro. E vi ringrazio. Ecco, allora, nell'ordine abbiamo la professoressa Silvana Ferreri dell'Università della Tuscia Viterbo, che interverrà sulle lingue al plurale, titolo che lei stessa mi ha proposto, sì, e che ringrazio molto, perché l'essere qui presente le è costato non poca fatica, grazie. Soprattutto per questioni di salute. Ah, succede. Succede. Dunque, grazie dell'invito innanzitutto. Grazie dell'invito innanzitutto e grazie per due altre ragioni. La prima è per il ricordo di Tullio De Mauro, che era molto legato a questa terra e, come si è visto, ne ha fatto parte anche di organismi del Centro per il Plurilinguismo e non solo.
e poi quando si è fatta una edizione del vocabolario prendendo a base il grande dizionario italiano dell'uso, si è fatto per il friulano, dunque una grande operazione che ci ha visto tornare qui tante volte. E seguirci da lontano anche sempre. Da lontano. E grazie ancora per l'occasione preziosa per me, e non solo per me, per l'edizione quadrilingue delle 10 tesi per educazione linguistica democratica. Nella presentazione, nei saluti iniziali, il presidente della comunità dei friulani ha detto che aveva letto le tesi e gli sembravano come dire, attualissime, anche se hanno già una data di nascita e anni di vita alle spalle. Sono state redatte nel 1975. E poi il rappresentante della comunità degli sloveni, della comunità slovena, ne ha citato 2, settima e ottava, come di estrema come dire, vivezza, e le sentiva sulla propria pelle, per dir così. Io sicuramente concordo con loro e dirò di più: le 10 tesi sanno di futuro, cioè guardano prospetticamente al futuro. Dunque ho tante ragioni per ringraziarvi qui oggi di questo invito. Io e Silvana Schiavi-Fachin non ci siamo sentite molto per telefono e soprattutto non abbiamo veramente concordato nulla rispetto a ciò che avremmo detto nei nostri interventi. E però una cosa ce l'abbiamo in comune, perché anch'io in qualche modo non ho resistito. Sì, non ho resistito con un'altra strada, però, un'altra strada. E quindi il mio breve, spero, intervento di oggi ha tre punti, 3 passi e una chiusa. Parte da una storia linguistica personale. Scoprirete di chi è questa storia linguistica personale. Va a una interpretazione di plurilinguismo che De Mauro ci ha offerto e guarda poi alla edizione quadrilingue delle tesi, guardandola, inserendola nel contesto della loro storia. E infine c'è una chiusa. Una storia linguistica personale. La storia linguistica personale che qui vi racconto non si basa su ricordi privati che rimangano nel privato, ma si basa su ciò che Tullio De Mauro ha consegnato alle stampe attraverso più di due, ma insomma in particolare 2 volumetti che possiamo dire di autobiografia linguistica, dove Tullio fa una storia del suo incontro con le parole, soprattutto per la mancata comprensione delle parole, via via che bambino scopriva parole nuove e attribuiva significati che non erano proprio quelli, come dire, protocollari, diciamo così. E io ho riletto questi volumi in occasione di questo incontro per fare un'altra operazione. Non vi parlerò delle parole di Tullio, vi parlerò invece, cercando di tirarmi da questi libretti la sua storia linguistica, l'incontro, la sua educazione linguistica, diciamo così. Un'educazione linguistica che parte da quando lui ha 2 anni, 3 anni, dunque dai primissimi anni di vita. La famiglia di Tullio era una famiglia di colti. Il padre era chimico, laureato, e la madre non riuscì a laurearsi in matematica, ma è arrivata alle soglie della laurea, dunque figlia di un prefetto, dunque di un certo livello. E però le origini erano pugliesi da un lato e napoletane dall'altro, dunque fortemente intrise di come dire, meridionalità. Però la famiglia, come dire, nucleo, i genitori fanno una scelta, e la scelta per i figli, che sarebbero stati 5, in realtà poi 4 perché uno morì precocemente, Giorgio, quello che precedette Tullio, e Tullio nacque solo perché questo Giorgio ebbe a morire per una meningite fulminante, come accadeva e forse ancora purtroppo accade. Dunque
la famiglia si diede una regola: con i figli in famiglia si parla solo in italiano. Dunque una scelta linguistica ben precisa. E i figli, Tullio essendo il più piccolo aveva ora alle spalle 3 fratelli grandi, molto più grandi di lui. Dunque tutti i figli scoprirono tardivamente che i genitori fra di loro avevano una lingua segreta, parlavano in dialetto. Dunque fu per loro una scoperta. Dunque l'italiano era solo una scelta, ma c'era un'altra possibilità idiomatica che, come dire, restringeva il nucleo familiare soltanto agli adulti. Però questa, come dire, come dirà Tullio in uno dei suoi passi, in casa l'impegno era parlare italiano, ma il dialetto mareggiava, dice Tullio, da ogni lato e in certi casi penetrava a forza nel nostro lessico familiare, specie là dove il lessico italiano, come accadeva e ancora in piccola parte accade, presentava qualche vacuum lessicale. E però questo dialetto non è solo scoperto dai figli quando il padre appella la madre, la chiama mammarè, oppure marè, abbreviando. Ma il dialetto mareggiava perché appena usciva fuori di casa, a Napoli si parlava dialetto. È talmente forte questo tratto di dialettofonia, come dire, che invadeva tutta la città di Napoli, che un giorno Tullio, camminando con un suo amico, e a quei tempi si poteva lasciare dei bambini camminare da soli per la città, attraversando un parco, e questo parco era, come dire, governato da una banda. E la banda, loro si accorgono tardivamente che stanno facendo qualcosa che è un po' un rischio, un pericolo, attraversamento di un parco in cui comanda un'altra banda. E allora cominciano, forse sbagliando, a correre. E questo, come dire, scatena, anzi, ancora di più la banda del luogo, che li stringe e li costringe al muro, finché il capo non ferma i suoi e dice testualmente, Tullio lo ricorda con una nettezza straordinaria, non so se c'ho un guaglio, chi te tene scarpe, e parlano italiano. Cioè il tratto distintivo della famiglia era talmente visibile non solo da un fatto fisico, le scarpe ai piedi, cosa che non era da tutti, ma il fatto che i due, Tullio e l'amico, parlassero in italiano. Dunque appartenevano a un'altra categoria, non si poteva entrare, in conflitto con questi. E il capo dice ai suoi, prima ancora che a Tullio e all'amico, Iateven, e dunque riuscirono ad andare avanti. Ma Tullio scopre il pluralismo idiomatico ed per lui sono ricordi legati a persone, a situazioni, a momenti particolari. C'è un famoso zio, lo zio Attilio, che contrariamente a quanto la famiglia voleva, sposò una sorella del padre, tal certa Delia. E perché non volevano nessuno della famiglia, voleva che si sposassero? Perché era un pasticcere, era un fornaio. La famiglia era, sentiva di essere una famiglia di professionisti, eccetera, e quindi le sembrava e appariva, una caduta la possibilità di sposare qualcuno di un ceto, produttivo e in cui le mani avevano il loro ruolo. E però si sposarono. La zia Delia morì presto, ma lo zio Attilio rimase legatissimo alla famiglia della moglie e soprattutto a Tullio. E Tullio ricorda un giorno in cui lo zio Attilio porta un pacchetto, lo apre, lo svolge davanti e vede dei dolci fragranti, buonissimi, e lo zio gli dice: lo vuoi un dolce? Lo vuoi un babà?
e Tullio rimarrà per sempre legato. Per lui il babà era nubabà, cioè, come dire, il fatto dialettale e il fatto culturale, diciamo, della produzione napoletana dei babà era un tutt'uno. Ancora un altro zio, un zio Francesco detto Ciccillo, il quale aveva una caratteristica: teneva in bocca sempre un sigaro, e però questo sigaro continuamente si dava ad accenderlo, poi gli si spegneva e poi lui lo riaccendeva, appunto tale che un cugino, che era un dialettofono convinto, gli diede un nomignolo, un soprannome, lo chiamava Appiccia e Stuta, cioè accendi e spegni. Oppure i genitori lo mandavano Tullio fuori casa, e siamo nel periodo in cui c'è, come dire, si andava a mercato nero, si andava, come dire, non c'era molto da stare come dire, allegri, e solo il mercato nero si trovava per esempio un po' di caffè, e bisognava andarci in orari particolari, possibilmente tra le 2 e le 3, perché era proibito vendere altre cose, diciamo, fuori da insomma, veramente al mercato nero. E lo faceva una signora napoletana, come dire, che voleva che ci andassero soprattutto piccolini, ragazzi, non voleva gente adulta. E allora Tullio veniva spedito a comprare coppetielle di caffè, e solo così si comprava il caffè, si beveva il caffè. C'era a un certo punto, come dire, la scoperta di Tullio di una cosa, che il dialetto bandito a casa nelle interrelazioni genitori-figli veniva fuori quando l'umore, come dire, viene fuori il vero sentire. Per esempio scopre che il padre con un suo fratello, in una disputa per questioni politiche sul ruolo dei Savoia, siamo all'inizio del periodo fascista e all'inizio della guerra, il padre di Tullio era assolutamente, come dire, contrario ai Savoia, non aveva del re poca stima, e l'altro fratello invece lo difendeva un po', e a un certo punto c'è una specie di conciliazione fra i 2 punti di vista, e il padre di Tullio dice: va buono, sì, è vero, è un poverom, ma è un fetente, cioè quando deve uscire qualcosa davvero esce nella lingua prima, per dir così. E questo incontro con, come dire, con le parole dialettali non è l'unico incontro con le parole. Tullio scopre che cosa delle parole? Scopre che c'è una variazione all'interno della stessa lingua italiana, e lui conosce certamente la parola seno, perché non aveva un'educazione religiosa, non ebbero un'educazione religiosa protocollare, diciamo così, però le preghiere sì. E Tullio sapeva che Ave Maria, tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. E questo andava bene, aveva capito, il seno si serve per allattare, eccetera. E però la madre, che era, diciamo, insegnante di matematica, insegnava privatamente, e lui 3enne girava intorno a questo tavolo dove la madre dava lezioni di matematica a ragazzi, diciamo, più grandi. E lui sente seno, e gli pare di avere capito quasi tutto, però sente insieme a coseno, ipotenusa, tangenti e cotangenti, e scopre che una stessa parola può voler dire cose completamente diverse. Dunque scopre, come dire, una cosa importante delle lingue. Nel grande dizionario potremmo trovare seno 1, seno 2, se noi andassimo oggi a guardare, vero? Ma, come dire, la lingua dentro casa di Tullio si arricchisce di un altro aspetto, cioè di parole tecnico-specialistiche. Il fratello maggiore, Franco, che lui adorava, lo vedeva veramente come un mito, decise di fare prima l'accademia di aeronautica e poi divenne pilota. E le parole, dentro casa arrivarono parole che prima non esistevano. Virate, cabrate, planè, gire della morte, biplani, anche i nomi degli apparecchi entrarono dentro casa. Un lessico specialistico degli usi speciali di una lingua entrano perché uno dei figli compie una certa scelta. Ma Franco morì nel marzo del 43, nei cieli di Rimini pilotando un aereo. Oppure entrarono alcune espressioni legate alla professione
galenica del padre, spedire ricette, spedire cartine. Era un lessico che si usava perché i medicinali si facevano in farmacia a quei tempi, si preparavano le cartine con i medicinali e poi andavano distribuite a chi le aveva ordinate. Ancora, entra dentro la formazione linguistica, entrano le altre lingue, le lingue straniere. Tullio, 3enne, 4enne, non vedeva i fratelli studiare, vedeva la madre dalla lezione e quindi era molto attratto dalla scrittura. E un po' perché è aiutato dai fratelli, un po' perché pare che avesse una vena di rompere le scatole a tutti i fratelli mentre studiavano e dunque le inseguiva dicendo questo cos'è, quello cos'è quest'altra lettera. A un certo punto, mentre la madre era in casa e i fratelli erano già a scuola, lui va dalla madre e dice Victor Hugo Les Miserables Sive. E la madre lo guarda, non lo rimprovera, ma gli dice: bravo, ma allora sai leggere, è vero che sai leggere, e sai leggere anche in francese. E poi aggiunge: sai, questo è un autore molto importante, si dice Victor Hugo, e Tullio ricorda e lo disse in maniera corretta. E poi aggiunse: e l'opera si chiama Les Miserables, i miserabili in italiano. E la I e la V vogliono dire quarto volume, perché erano in 4 volumi i Miserabili. E poi aggiunge: quando arriva la zia Giulia, che è una zia che abita in Francia, diglielo che sai parlare anche il francese, che conosci anche il francese. E la zia Giulia arriva. E con la zia Giulia arrivano la scoperta di altre parole francesi. Innanzitutto la zia Giulia non volle essere ospitata a casa, non era possibile, era con la famiglia, ma chiede, e non vuole andare in albergo, chiede di affittare un rez-de-chaussée, così si chiamava in napoletano, cioè un piano rialzato. E questo, Tullio scopre hotel, scopre rez-de-chaussée, ma poi scopre soprattutto vite, che era il modo in cui la zia sollecitava i figlioli che erano sempre in ritardo. Ma l'apoteosi di questo incontro con la lingua fu quando la zia gli insegna la marsigliese. E quindi cantano insieme Allons enfants de la patrie. E il resto ve lo lascio, la mia voce non arriva. E l'amore patriottico per la Francia, diciamo così, e per questa lingua tanto interessante viene, tutt'una con la zia. C'è un altro incontro con le parole, un altro filo che Tullio, che si intesse nella vita linguistica di Tullio, è la parola letteraria. La famiglia, i fratelli grandi e la madre, soprattutto meno il padre, sono grandissimi lettori. A Tullio la sorella gli legge sempre il Corriere dei Piccoli. La madre è un continuo raccontare, citare pezzi a memoria, brani a memoria. A un certo punto Tullio scopre che la madre ha detto: ama questi bravi orrendi. E lui, che conosceva Bravo, ma l'insieme con bravi e orrendi gli sembrava un poco strano. E la madre gli dice, risponde all'interrogazione di Tullio: lo saprai meglio quando leggerai una storia scritta da quel tal Sandro, autore di un romanzetto dove si parla dei promessi sposi. E dunque la cultura di Tullio si apre, lui rimane veramente colpito. D'un colpo Manzoni e Giusti gli venivano proposti senza sapere l'uno e lui ancora chi fossero. Ma l'incontro con la parola scritta avviene, la sorella, l'unica sorella di Tullio, gli leggeva, anche con suo gradimento, racconta Tullio, il Corriere dei Piccoli. E soprattutto era innamorata di Pascoli. E faceva gara con Mauro, che è l'altro fratello, per recitare il finale della Cavallina Storna.
alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome, sonò alto un nitrito. Caspita, scriverà Tullio, mi si torcevano le budella dalla emozione. E anche la madre investe nella educazione letteraria facendo risuonare versi di Dante, che gli danno una base dell'educazione letteraria futura. E lui diceva: ogni pretesto era buono per evocare versi che si pietrificavano nella mia memoria infantile, ne diventavano, non so come meglio dirlo, basamento e parete, cioè gli costruivano veramente proprio case, diciamo, all'interno. Per me si va nella città dolente, dice Dante, ma tu ora non ti preoccupare. Le parole che Dante legge al sommo della porta qui non ci sono scritte. Non c'è scritto per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Noi stiamo solo entrando a Parco Scis, stiamo andando solo a trovare zia Emma e non siamo come Dante sulla porta dell'inferno. No, questo portone non dice dinanzi a me non fur cose create se non eterne. Dunque Tullio, come dire, scopre che cosa? Scopre la pluralità idiomatica e la scopre prestissimo, precocemente. E anni dopo, siamo nel 1975, quindi la stessa epoca in cui poi redige le 10 tesi. Con plurilinguismo intendiamola con presenza sia di linguaggi di tipo diverso, verbale, gestuale, iconico, eccetera, cioè di diversi tipi di semiosi, sia di idiomi diversi, sia di diverse norme di realizzazione di un medesimo idioma. Dunque una pluralità, un plurilinguismo che è più ampio di quello che di solito normalmente assegniamo al plurilinguismo. Altri linguaggi, altre lingue, ma anche altre realizzazioni di uno stesso idioma, diverse realizzazioni di uno stesso idioma. Questa citazione è tratta dal libro uscito postumo L'educazione linguistica democratica, curata da Silvana Loiero e Maria Antonietta Marchese, che sono la prima e la segretaria nazionale del GISCEL, che hanno voluto onorare Tullio con una silloge dei suoi interventi nel tempo, diciamo, resi nel tempo. Continua la citazione. Esso, il plurilinguismo, pare una condizione permanente della specie umana e quindi di ogni società umana. Dunque non è qualcosa che riguarda un territorio, o non soltanto, è qualcosa che in un territorio trova una realizzazione particolare e peculiare, specifica, come quella che abbiamo qui, ma è una condizione permanente della specie umana. Tullio ci teneva a dire questo. E così, come dire, ogni volta che il segretario del GISCEL parla di queste cose ne sottolinea l'importanza del plurilinguismo proprio nei fondamenti dell'educazione linguistica. Ma la citazione di Tullio va oltre. L'età contemporanea e quei puntini in cui ho elevato del materiale ricorda le migrazioni, ricorda i linguaggi che si vanno producendo, ricorda le tecnologie, evoca le tecnologie, cioè sembra che l'abbia scritto ieri, no? E dice: l'età contemporanea esalta oltre ogni limite noto la capacità plurilingue delle società umane. Siamo veramente ancora da, come dire, capire la portata di quello che Tullio ci stava dicendo. E andiamo all'ultimo punto, l'educazione linguistica democratica e le 10 tesi. L'educazione linguistica democratica dice attenzione agli idiomi nativi, certamente. E a un certo punto dice chinarsi ad ascoltare le lingue dei bambini, a notare, condividere nel team le scoperte, come dire, del vissuto linguistico, idiomatico, materno dei ragazzini, ma non basta. Non basta l'attenzione agli idiomi nativi.
Come diceva Devoto, ci vorrebbe un biglietto di andata e ritorno tra le lingue, non soltanto il riconoscimento di ciò che uno ha, ma la capacità di trovare situazioni comunicative in cui è bene usare una varietà e altre situazioni comunicative in cui è bene variare e trovare altre forme linguistiche adeguate. Una lingua di scolarizzazione, certamente, ancora un biglietto per muoversi in più ampio spazio, altre lingue, altri linguaggi. La nozione di spazio linguistico è quella in cui Tullio, a cui Tullio ci ha abituato. È il compito dell'educazione linguistica e delle 10 tesi che sono dentro le 10 tesi è sapersi muovere nello spazio linguistico, cioè imparare a muoversi con consapevolezza, scegliendo e trascegliendo la varietà più adatta a seconda degli interlocutori, delle situazioni di discorso, dei campi di discorso, dei campi del sapere. Vado alla traduzione delle 10 tesi. Le 10 tesi sono nate nel 1975, divennero il manifesto fondativo del gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica e poi nel 2007 si ha la prima traduzione, ora la vedrete. Nel 2010 ancora una traduzione che è comparsa sul sito del Consiglio d'Europa e oggi nel 2019 si espande sui territori. A partire da questa bella esperienza di oggi. 2007, il neogreco. Nel 2010 esce un'edizione trilingue, italiano, francese ed inglese. E la promossi perché in quel momento avevo interrelazioni col Consiglio d'Europa e mi dicevano le 10 tesi non la conosciamo, in che lingua è? In italiano. E dice no, noi insomma per poter accedere, che se ne dica, o è inglese o in francese oppure non si accede. E io feci tradurre in inglese e in francese da Rosa Calò e da Patrick Boylan le 10 tesi, Tullio ebbe il tempo di rivederle e le mandammo al Consiglio d'Europa perché le conservasse almeno. Poi l'espressione è entrata in documenti del Consiglio d'Europa, educazione linguistica. Dunque è stata... Lo ricordo. Sì. E oggi siamo nel 2019 e qui abbiamo la bellissima edizione quadrilingue. Mi pare Tullio sarebbe felice di questa pubblicazione, ne sono sicura. Io vorrei dirvi, chiudo con la educazione linguistica di Tullio. Tullio scoprì le varietà dialettali, scoprì le altre lingue, ne dominava molte, antiche, moderne, morte, vive. Certamente il friulano non era fra le sue lingue che dominava, però Tullio dedicava ogni libro che ha prodotto a qualcuno, alla prima moglie, alla seconda che sarei io, ai figli, anche alle nipotine riuscì a farne, l'ultima purtroppo non riuscì, e poi a un certo punto quando scrisse la storia linguistica dell'Italia repubblicana, la prima, la storia linguistica dell'Italia Unita, porta la data del 1963. Tullio era giovanissimo, era trentenne. Nel 2014 scrive Storia linguistica dell'Italia repubblicana. Siamo nel 2014. E decide di dedicarla a una persona a cui non aveva ancora fatto nessuna dedica. What's happened? Dica. E fa una scelta, la scelta della lingua, e lo dedica a Mauro. Mauro De Mauro è scomparso, rapito dalla mafia, mai più ritrovato, non se ne sa niente, nonostante i pentiti, nonostante le indagini, nonostante falsi certi avvistamenti, eccetera. E lui decide di mettere Canción di Pierpaolo Pasolini, La meglio gioventù, e sceglie il friulano. Io non ve la leggo, voi la saprete leggere meglio di me. Lasciato nella memoria a logorarti e nella lontananza a splendere, io mi ricordo di te, senza pena, senza speranza. Si fa sempre più silenzioso e alto il mare degli anni, e i tuoi prati pieni di tempo ormai arso,
e i tuoi poveri venchi, rossi d'un morto riposo, sono sull'orlo di quel mare, perduti e non pianti. Grazie. Ringrazio molto la professoressa Ferreri che ci ha portato, Silvana, che ci ha portato questi importanti. Come si può fare lezione scientificamente seria col cuore? È vero, si può. Ringrazio e saluto anche, ringrazio della presenza, il già assessore alla cultura della scorsa amministrazione, anche perché penso che a un certo punto ve ne andiate e non volevo che ve ne andaste, io mi sono accorta. No, io ti ringrazio di essere presente, ti ringrazio, come ringrazio di essere presente, non lo vedo adesso dov'è, il già presidente dell'Arlef, dell'Agenzia per il Friulano, Lorenzo Fabbro, che no. Tu sei Slaiu? Bon, ecco, grazie di essere presente, so quanti impegni avete, e quindi è anche il fatto di rispetto per un progetto che conoscete e che è andato avanti così a lungo. Grazie. La professoressa Lucia Cioc, già rettrice, ho detto i titoli istituzionali, Lucia, rettrice delle Università del Litorale di Capodistria Koper, già ministra della Cultura della Repubblica di Slovenia, ma soprattutto una glottodidatta di grande valore con la quale ho lavorato, adesso non dico per quanti anni, 30? 25, lei sa, anche 25 anni, 35 anni, ecco. Abbiamo lavorato in molti progetti transfrontalieri che pare scoprano adesso, ma insomma noi abbiamo lavorato con la vicina Slovenia, con l'Austria, con la Catalogna, con la Francia e siamo andate, erano bei tempi, in giro per l'Europa lavorando però sempre e anche divertendoci un po', vero? Ecco, e come sentirete una bilingue, conosce molte lingue e la visione dell'Europa le è fresca perché lei è formalmente in pensione, ma gira ancora l'Europa, è più giovane di me, la invidio molto, fa, cosa sei? Ispettrice, vero? No. Di bene tu che cosa sei che non l'ho ben capito, vai a fare la valutazione delle università sì. Delle università dell'Europa centrale, vero? Sì. Ecco. Ringrazio Silvana e solo una piccola correzione, ero ministra della scienza e dell'educazione. Giusto, ecco, ma io volevo essere un po' critica in questi momenti, perché come ha detto Silvana, siamo veramente ricercatrici del multilinguismo, del bilinguismo, all'inizio poi del multilinguismo di lunga data, 35 anni, nel 1934 per dire il vero, nel 1995 ci siamo incontrate qui per un grande tempus sull'insegnamento delle lingue seconde e straniere a livello precoce. Quello è il nostro primo inizio di cooperazione. E poi certamente c'era un momento molto felice per quel tipo di lavoro. Adesso dice Silvana che hanno inventato l'Interreg e tutte queste cose. Queste cose si facevano già, le abbiamo lavorate insieme, avevano un altro nome, però erano progetti veramente meravigliosi. E non solo questo, il fatto è che... No, devo fare così, sì. Il fatto è che c'erano anche moltissimi documenti, di cui cito solo 3, che ci aiutavano parecchio, perché c'erano documenti che trattavano veramente sia il bilinguismo, sia i territori bilingui e transfrontalieri, sia le minoranze. E poi tante raccomandazioni, poi action plan, poi tutte queste cose, i tempus per esempio. Era veramente una prospettiva dove si aprivano laboratori di bilinguismo e noi lo facevamo, veramente laboratori, possiamo dirlo tranquillamente. Poi è avvenuto certamente un periodo
come qui cito il 2012, dove questo Treaty on the Functioning of the European Union c'era un articolo 165 che tutto ad un tratto aveva dichiarato che il Consiglio d'Europa non è affatto autorizzato e non ha nemmeno questa intenzione di gestire le politiche sulle lingue nazionali, regionali e minoritarie. Dunque il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea ad un certo punto ha lasciato stare questa specificità dei territori bilingui, consegnandole nelle mani delle politiche nazionali. In questo momento certamente pareva un momento proficuo, perché sì, le lingue comunitarie diventavano importanti, i membri dell'Europa Unita certamente avevano priorità, ma è successo anche che le lingue minoritarie si trovarono in competizione con le lingue maggioritarie, cioè con le lingue ufficiose, ufficiali dei paesi. Poi c'era un altro documento molto importante che è l'Atlante, no? dell'UNESCO, dove veramente ha messo con fattori decisivi su chi e come una lingua può essere danneggiata, anche tra le lingue danneggiate anche le lingue minoritarie. Cosa stava a succedere in quel tempo? Certamente la realtà sociale è molto cambiata. La realtà dalla prima carta regionale, cioè non regionale, volevo dire del Charter sulle Minority Languages, fino agli anni 12, 13, 14, sono successe tante cose in Europa e veramente queste varietà geografiche, storiche, sociali, politiche, eccetera, eccetera, hanno danneggiato un po' in qualche modo, soprattutto le lingue meno esposte, dunque le lingue minoritarie, le lingue non europee, degli emigrati, eccetera, soprattutto negli ambiti d'uso, nella vitalità, anche se per de iure, cioè lo status delle lingue non è cambiato, cioè le lingue minoritarie ancora sempre stavano come priorità nelle politiche nazionali. La scuola certamente continuava nello stesso tempo a seguire tutti questi cambiamenti, ma in verità stava più a sperimentare, perché anche la formazione degli insegnanti è cambiata. La formazione degli insegnanti, che era prima, aveva il bersaglio di formare per specificità gli insegnanti, ha cominciato piuttosto mischiare le cose, cioè si formavano insegnanti di lingue straniere, di lingue seconde, di lingue minoritarie, insomma, nello stesso modo. Allora, per dire due parole sullo status delle lingue, perché in quel momento non è successo solo questo, che sono nate delle confusioni, cioè c'era un momento di smarrimento, ma soprattutto si è messo sotto questione che cosa è la seconda lingua, che tipo di lingua è la seconda lingua. Tutto ad un tratto succede che l'inglese diventa lingua seconda. Noi sapevamo prima, eravamo certi che le lingue seconde sono le lingue nell'ambiente, che vengono presenti al giovane, diciamo, in crescita, che incontra queste due lingue. No, tutto ad un tratto e sempre di più oggi la lingua seconda diventa l'inglese. Una delle definizioni della lingua, dello status, quando si definisce lo status di una lingua, è certamente quello che sappiamo, no? Tutto questo che viene nominato più di qua, però lo status legale è molto importante. Cosa succede anche con lo status legale? Che cosa è successo con le lingue minoritarie? Le lingue minoritarie, tutto ad un tratto, hanno subito meno miglioramenti delle altre lingue di un certo status. Ci sono didattiche, ci sono materiali, ci sono mini progetti, per esempio come quello, per esempio Life Learning Program, in tutte le dimensioni, dove c'è lingua, c'è cultura, e certamente. Però sono progetti a ventaglio, non sono quei progetti che si pensava prima, che davano la vitalità, la forza
alla comune scia di tutela di queste lingue minoritarie. La cosa si è perduta e diventano danneggiate perché l'insegnamento di inglese è molto importante per i ragazzi, la scarsa formazione degli insegnanti, i contatti dei giovani, che sono sia analogici che virtuali, diventano in inglese. Infatti, per dirvi un esempio, l'Istria slovena o croata è la stessa cosa, ha subito proprio questo danneggiamento. L'italiano come lingua seconda, lingua minoritaria, viene sempre di più accantonato, meno amato, i ragazzi non sono motivati, le insegnanti sono sperdute e lo dirà qualcosa un giorno, spero, con tutta l'autorità, diciamo la mia discepola, se posso chiamarla così, Irina, che sta lavorando su questi progetti di questo tipo, cosa succede nelle scuole. E infatti, che cosa succede? Succede che l'inglese subentra, addirittura se si trovano sloveni e italiani dello stesso territorio confinante parlano in inglese, una cosa incredibile. E poi... Perché lo sanno, i nostri non riuscirebbero. No, perché bisogna leggere la realtà. Bene, scusa. Sì, volevo dire che soprattutto c'è poi la voce di protesta, non che non ci sia. La voce di protesta viene dai nonni, non dai genitori. I nonni dicono, ma cosa succede? Questi ragazzi sono 9 anni che apprendono l'italiano e non lo sanno parlare. Addirittura una cosa veramente scarsa come competenza. E poi l'ambiente circostante. Non ci sono più uffici amministrativi dove tutti debbono sapere le 2 lingue. E quando un italiano dice io vorrei presentare qualcosa in italiano, sì, chiamano qualcuno, il traduttore, ma le persone che ci lavorano non lo sanno più. Dunque, de facto, diremo, le leggi lo parlano sempre, le minoranze italiana, ungherese, in Slovenia è una minoranza linguistica, culturale, nazionale tutelata, va bene, ma nella realtà le cose diventano problematiche. Per continuare vorrei poi dire 2 parole sullo status della lingua di confine. Questa qui io la vedo più fortunata, veramente, lo status di questa lingua, perché sono subentrate altre ragioni economiche. Questi Interreg che offrono nuovi progetti, offrono i progetti dove c'è anche la lingua, cioè la lingua del vicino. Tu devi apprendere la lingua del vicino per poter poi o sì essere pendolare o lavorare su qualche documento o creare insieme un'impresa. Allora questa lingua, come vedete, la lingua del confine copre un enorme territorio europeo, il 40% del territorio è un territorio confinante, il 30% della popolazione ci vive, il 0,6% e il 30% del PIL dell'Europa Unita proviene da questi territori. Dunque, io spero almeno possa essere la lingua di confine anche lingua minoritaria, certamente, allora potrebbe veramente esserci una prospettiva. E poi dovremmo, come abbiamo detto, veramente rivolgerci alle politiche regionali, cioè alle politiche territoriali. E non solo questo, dovremmo motivare i genitori, le famiglie, a creare una politica linguistica familiare. Quali lingue apprendere? Perché se incontrate vi dirò un semplicissimo esempio. Io non sono fanatica del francese perché è la mia prima lingua straniera. E andiamo nelle scuole offrire dei corsi quasi gratis in francese. E vengono i genitori e gli dico, venite da noi presentiamo il francese. No signora, questo a me non interessa, io vado dall'insegnante che offre l'inglese. Allora tutti lì, nell'aula dell'inglese ci sono 40 persone, nell'aula dove si offre il francese ci sono 2. Dunque vedete come succede? Succede che l'inglese veramente prende spazio, è diventato una lingua che prende spazio a tutti quei valori che abbiamo creato per anni. Io non ho niente contro l'inglese, mi piace, anzi vi dirò che gli inglesi la sentono la meno tutelata, la propria lingua, non è la lingua shakespeariana, è una lingua, tutti parliamo inglese. Pidgin English, Globish. Non so, uno è baltico, l'altro è slavofono, insomma ci sono tanti inglesi, no?
Bene, allora per andarla veloce non dirò molto sull'insegnamento dell'inglese, perché la lingua franca ormai ha tutti i favoreggiamenti, e una sola cosa dirò, che i decreti ministeriali che vogliono ad ogni costo introdurre l'inglese a livello molto precoce chiudono un occhio quando si deve parlare degli insegnanti. Insegnare a livello precoce l'inglese è una cosa molto difficile, non difficile solamente, ma professionale. Certo. E chi la insegnerà? Certo. La insegnerà l'insegnante di classe che conosce la pedagogia, che conosce anche l'inglese, che ha fatto poi esami anche in Inghilterra? No, un linguista che non sa niente dei bambini, eccetera. Ci sono queste dispute sempre vive, e poi ci sono tanti supporti per l'inglese, insomma non c'è problema per l'inglese. C'è un piccolo problema per l'insegnamento delle lingue straniere. Io posso dire che mi sono sempre battuta per la diversità linguistica, perché non posso sopportare che per esempio il francese in Slovenia si sta perdendo. Non ci sono più esami di maturità in francese, perché il francese non è più interessante. C'è un po' più interesse per lo spagnolo, perché ci sono serial, Latino American, eccetera, i ragazzi vogliono sapere lo spagnolo, c'è un po' di interesse per il tedesco, l'italiano poco, e arrivano le nuove lingue, il cinese. Entrano questi istituti confuziani, che ne sono non so quanti in Europa, offrono il cinese, che probabilmente diverrà per ragioni imprenditoriali molto importante nel futuro. Ecco, la lingua nativa, siamo qui anche per questo. Io mi scuso perché veramente ho lasciato uno slide. Quando ho parlato della lingua del vicinato, volevo dire che ci sono tante possibilità sulla lingua del confine, e ci sono possibilità soprattutto anche per le lingue minoritarie e anche per le lingue straniere, creare nuove didattiche. Le vecchie didattiche non funzionano più. Vivere la lingua significa non viverla in classe, ma viverla fuori classe con incontri, con tutti i materiali tecnologici che esistono. Il Facebook, una cosa formidabile per l'apprendimento delle lingue, e per questo devo citare veramente un progetto che sta condotto da Irina Moira Cavaillon, che è oggi con noi, e che cerca di creare anche un nucleo di insegnanti attorno a sé, dove veramente si fanno tutte le attività sia virtuali sia in viva voce, e soprattutto collegamenti tra scuole, cioè tra scuole da ambedue i confini che si incontrano e ci lavorano. Dunque ci sono possibilità di didattiche nuove. Certamente la lingua madre rimarrà la lingua materna, noi diciamo lingua madre, poi qualcuno anche critica, può essere anche la lingua del padre, eccetera, cioè la lingua prima, la lingua nativa. La lingua nativa è molto importante, è un sine qua non, perché bisogna curare, e se anche nelle mani dei membri dell'Europa Unita sono date le politiche nazionali linguistiche, veramente ci fanno onore queste politiche linguistiche. Lo vediamo oggi, parlando delle 10 tesi, che c'è sempre bisogno di iniziare il discorso per far valutare queste politiche, perché cosa succede? Per sapersi valorizzare, ogni singolo deve avere le competenze sia produttive che ricettive, per poter cambiare il mondo, perché non si può fare altrimenti se non ti fai capire e se non ti capiscono. Però, che cosa succede? A livello nazionale la politica linguistica diventa sempre più dominio della politica del momento, della politica del governo, della politica di chi governa l'educazione, l'istruzione, eccetera. Perché i policy maker non si rendono conto che proprio il rispetto per la lingua nativa e la cura della lingua nativa copre i bisogni del parlante, copre le funzioni interattive che deve svolgere. E solo una tale visione democratica integra non solo l'uso della lingua prima, della lingua nativa, ma integra tutte le lingue native del posto, cioè le lingue che si vivono nel territorio.
Però quando la lingua nativa diventa egemone sulle altre lingue nell'uso della tutela legislativa diventa stessa meno libera piegandosi agli indirizzi ideologici del momento di chi governa. Allora io sono sicura, se c'è la necessità di un ripasso di queste politiche, di tutte le politiche, cominciando da quella della lingua nativa e passando a tutte le altre lingue, certamente è il momento di farlo. Io ho incontrato il grande uomo 2 volte. La prima volta l'ho incontrato nel 2001 in Svezia, quando abbiamo lanciato insieme, 2 ministri, abbiamo lanciato insieme l'anno delle lingue europee. E in quel momento mi sono resa conto, io lo vedevo un linguista, un filosofo d'italiano, così l'abbiamo appreso anche nei propri studi, invece ho capito che proprio lì in Svezia aveva parlato con tale forza sulla interculturalità, sull'unione delle lingue e sull'importanza del plurilinguismo. E poi l'ho incontrato una seconda volta a Udine, perché avevamo insieme un progetto EUNOM, dove siamo stati tutti e 2 invitati a parlare. In quel momento probabilmente c'era anche lei. E poi ho cercato un po' e ho trovato Raffaele Simone, che ha scritto proprio il 16 gennaio, un suo studente, allievo, il 16 gennaio, che era subito dopo la sua morte, nell'Espresso, a unire questi motivi, cioè i motivi di Tullio De Mauro, scusate la minuscola, era un'idea del linguaggio come formazione umana e storica. Umana perché rispondente alle necessità della specie e della società e modellata secondo gli eventi e i casi di queste. Storica perché il cambiamento era il drive di tutto il sistema. A ridosso di questi interessi, altri più mondani, e parla dei suoi interessi in questo momento, in cui si investiva una sua speciale fiducia civica, che ho visto attenuarsi solo da ultimo, e l'alfabetizzazione, fonti incessanti del suo allarme civile. Dunque, questo contributo che oggi possiamo dare al grande uomo veramente è una piccola cosa, ma certamente siamo tutti onorati di poterlo fare, me compresa, e ringrazio molto di avermi invitato a questo convegno. E per ultimo vi pongo ancora un invito, se per caso sarete interessati, a venire a Portorose dal 16 al 19 settembre, dove si terrà una conferenza proprio di queste cose, Society and Spaces in Contact Between Convergence and Divergence, cioè parleremo proprio di queste situazioni e ci sono alcuni handout che possono essere consegnati a chi interessa. Li hai qui? Li hai qui? Li mettiamo sul banchetto? Sì, sì. Ah, sì. va bene. Grazie. Quindi li troveranno fuori. Grazie. Grazie Lucia. Tutto in inglese. Speriamo di averti ancora qui, che ti abbiano ancora qui, perché io ormai non c'entro più molto. Ecco, soprattutto la tua allieva, un gruppo transfrontaliero di cervelli, senziamo i cervelli, e elaborate insieme un progetto da proporre. Io lo spero molto. Fabiana Fusco, la prof Fabiana Fusco, per la quale io combatto, sapete per quale aspetto? Perché lei è una specialista, anche una specialista della femminilizzazione delle professioni, cioè al femminile, no? Avvocata. Poi la crisi di architetta, per le implicazioni che dal punto di vista sonoro comporta. Ecco, e dico che nella mostra delle donne là, io spero abbiano corretto molto, perché ieri ho protestato, perché la contadina c'era, l'operaia pure, la lavandaia pure, ma già si arrivava al tranviere, cioè già diventava maschile. Anche qui è una cultura linguistica che identifichi, vero? La presenza delle donne, che ormai
numerosa nelle professioni, anche linguisticamente, insomma, finché io avrò voce cercherò di farlo. Grazie Fabiana. Grazie. Oltre, naturalmente, questo è un aspetto, sì, io dico anche questo, a noi in Parlamento, appena arrivati, la Presidente era Nilda Iotti allora, a tutte noi, eravamo il 9%, non eravamo molte allora, ha consegnato un libro di Alma Sabatini. Ecco, la prima contestatissima che aveva scritto un volumetto sul presidente, sul sessismo nella lingua italiana. Ecco, presidente o presidentessa, c'è anche questo nodo sul quale ragiona. Grazie Fabiana. Grazie a te, grazie soprattutto dell'invito per aver organizzato tenacemente, anche con molta forza, questa occasione così preziosa, e soprattutto per aver voluto che fosse l'Università di Udine poi il contesto dove poter anche discutere e ricordare anche con molta nostalgia Tullio De Mauro. Noi non ci siamo messe d'accordo, è vero, tu mi hai solo invitata, non mi hai detto nulla, parla, però io ho usato... Perché mi fido, insomma. Non lo so se poi il risultato sarà soddisfacente, però ho utilizzato lo stesso metodo tuo, si vede che ci conosciamo da tantissimi anni, e quindi ho deciso di affidare i contenuti alla voce di Tullio De Mauro, non alla mia. La mia è semplicemente una cassa di risonanza, non potrebbe essere altro, e quindi non faccio altro che rievocare alcuni passi significativi del suo pensiero, per arrivare poi ad alcuni nuclei fondanti delle 10 tesi, soprattutto uno che è quello che a me interessa di più, che non è un caso che sia stato ricordato prima, che è contenuto poi nella tesi numero 8, Principi di educazione democratica, si chiama proprio così. Il titolo, vedete, richiama 2 principi base, il plurilinguismo che è stato evocato egregiamente da Silvana, e educazione democratica. Ho scelto educazione democratica, ho tolto linguistica, ma perché ci arriviamo poi alla fine, perché secondo me per Tullio De Mauro c'era sicuramente l'educazione linguistica democratica, ma il suo focus era proprio sull'aggettivo, magari adesso direbbe di no, ma sull'aggettivo democratica, che poi prende sempre le lingue, le parole prendono sempre strade diverse, ma la sua strada, nella strada di Tullio De Mauro, era un aggettivo fondamentale. Con plurilinguismo abbiamo già visto prima che cosa si intendeva, e rievoco con piacere, questo è un saggio pubblicato nel 1975 in un volumetto dove Scuola e linguaggio, dove ci sono tanti altri contributi, poi ripubblicato nel volume più recente. Io lo tengo nella mia piccola biblioteca di riferimento, e lo rileggo costantemente, soprattutto per le lezioni, ma anche per la ricerca, perché è densissimo, in poche pagine fa già un quadro di quello che sarà sicuramente, quello che era, che sarà il suo pensiero, e quello che dovrebbe essere poi la nostra strada. Per chi abbia seguito attentamente quanto Tullio De Mauro ha scritto e fatto durante la sua intensa e lunga vita di studioso, è evidente come dalle consapevolezze maturate in ambito teorico-linguistico e storico-linguistico sia derivato il suo impegno civile e democratico, insisto, che a sua volta ha costantemente ispirato poi le sue ricerche. Ciò vale almeno a partire dalla sua storia linguistica dell'Italia Unita del 63, che è stata evocata prima. Libro per me, insomma, una sorta di caposaldo, nel senso che non ne posso fare a meno. L'ho conosciuto come studentessa, giovane, molto giovane, adesso non lo sono più, però l'ho conosciuto poi nelle edizioni successive, ed è un altro testo che è indimenticabile e insostituibile, nel senso che chi fa ricerche di questo tipo deve iniziare dalla lettura, soprattutto dei documenti, degli appendici che vengono allegati in fondo, e soprattutto sulle prefazioni che vengono aggiunte nelle varie edizioni, dove Tullio De Mauro ci guida nella lettura di un testo bellissimo, che è stato poi completato nel 2014 dalla storia linguistica dell'Italia repubblicana, dal 46 Fatti Nostri, che si configura più o meno appunto come una seconda puntata, potremmo dire. E in più il commento al corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure, pubblicato nel 67. E io qua non posso dire la stessa cosa, perché l'ho conosciuto con il panico, questo libro, nel senso che era il primo esame, chi mi conosce, chi ha fatto l'esame di glottologia lo sa, era il primo esame di glottologia, il testo base era il corso di linguistica generale, quindi il primo approccio al libro è stato di panico totale, perché non si capiva assolutamente nulla, e poi invece, grazie poi ovviamente agli insegnamenti dei docenti, ma grazie a uno studio
scrupoloso, che poi si è ovviamente dipanato negli anni, la sorpresa e lo stupore e la bellezza invece di questo testo, grazie proprio all'apparato critico, ai commenti, alle note, che ripeto, scritti in piccolissimo, che spaventavano gli studenti anche per quanto fossimo giovani, ma che invece adesso è rivelatore ovviamente di tutto quello che poi è diventata la linguistica. Posso aggiungere una nota a piedi pagina? Ecco, leggendo questo libricino che ho citato io, ecco, in uno degli interventi si scopre che per questa pubblicazione Tullio De Mauro fu bocciato a un concorso accademico. Anch'io l'ho scoperto qui. No, non per Saussure. Ecco, verso Surbai. Quindi dalla sottolineatura della centralità del linguaggio verbale come fondante dello stesso vivere sociale, oltre che strumento di pensiero e di conoscenza, poi è derivata l'attenzione verso la scuola e verso un'educazione linguistica concepita come corollario, ma insieme anche il nutrimento della ricerca linguistica, in particolare nell'ambito di quella linguistica che adesso in anni recenti abbiamo anche imparato a conoscere sotto una nuova etichetta, che è quella di linguistica educativa, che proprio grazie a Silvana è una denominazione in uso anche all'Università di Udine da qualche anno, quindi con orgoglio. Ma sì che me l'hai detto, oddio, vabbè. Ce lo siamo scambiato tempo fa ed è grazie a lei che è arrivata anche la linguistica educativa. De Mauro ci ha illuminato quindi su tantissime idee forza le chiama Lorenzo Renzi, che aveva evocato prima Renato, in questo recente contributo dove appunto delinea le sue idee forza. In questa breve riflessione però io non ho ovviamente alcuna pretesa di dire cose originali, ma sono solo mossa dalla volontà appunto di ringraziare di nuovo Tullio De Mauro e di ricordarlo, e provo ad estrapolare alcuni spunti sull'eredità che ci ha lasciato, soprattutto dal campo della scuola e della formazione insegnanti, che sono i miei campi principali. Lo farò riferendomi ovviamente a due principi, quello del plurilinguismo e quello dell'educazione linguistica democratica, principi che sono il fondamento poi non solo delle 10 tesi ma soprattutto delle 10 tesi, diventate, come ci dice Sobrero proprio in quel libretto, il manifesto programmatico di generazioni di insegnanti che le hanno condivise. E in queste generazioni di insegnanti anch'io mi riconosco. Dai suoi scritti ho appreso questo bisogno di lavorare per la trasformazione della scuola e per la trasformazione dell'insegnante, e pertanto mi farò aiutare proprio da alcuni frammenti estratti dai contributi del linguista per farvi apprezzare appieno l'inedita bellezza delle sue parole, ma soprattutto la portata travolgente delle sue intuizioni. L'intuizione della definizione di plurilinguismo, che non è un'intuizione che nasce così a caso, ma è frutto ovviamente di elaborazioni ponderate e anche puntuali, è una definizione forse per l'epoca un po' inedita, perché lo scenario linguistico ovviamente propendeva per altri versanti, ma per noi, io all'epoca ero ancora una bimbetta, ma dopo sicuramente sarà diventata rivelatrice di tutti i miei studi e anche di un mondo anche diverso della linguistica. Però vedete, in questo saggio lui oppone plurilinguismo a monolinguismo su due versanti diversi, perché il plurilinguismo è appunto permanente della specie umana, è la condizione a cui tutti siamo abituati. Qualcuno non lo vuole riconoscere, ma in realtà è così. Però poi se andiamo a guardare in alcuni contesti, soprattutto nel contesto scolastico, De Mauro riconosce che nelle scuole l'educazione linguistica è consistita nell'addestramento al monolinguismo, cioè quindi all'epoca appunto in un contesto prettamente dialettofono si guardava esclusivamente all'italiano. Non si vede benissimo, ma fidatevi della mia vista. Qua si parla invece di educazione democratica. Il saggio è del 1974, quindi un anno prima della pubblicazione delle 10 tesi che in realtà sono state rielaborate e pubblicate nel 1975, ma è un lavoro lungo e poderoso. Perché ho scelto questa citazione? Peraltro è un raffinato gioco di argomentazioni che parte proprio dai principi della Costituzione, perché infatti l'aggettivo democratico, e mi piace ricordarlo, si aggancia, si salda fortemente, si ancora fortemente ai principi della Costituzione, e in particolar modo a 3 articoli, il 3, il 6 e il 21. Non serve che ve li legga perché spero che li abbiamo tutti più o meno a memoria, se non nella testa almeno nel cuore. Però il 6° dobbiamo sicuramente ricordarlo: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Da qua discende tutto un suo ragionamento che, volendo o non volendo, dobbiamo per forza condividere. Infatti dice: la combinazione dei 3 articoli porta a conseguenze molto nette che vale la pena di rendere esplicite. A. La Repubblica Italiana non deve privilegiare nessun idioma a spese di altri.
l'italiano contro altri idiomi minoritari, quindi l'articolo 6. B. La Repubblica non deve privilegiare nessuno stile particolare, dato che essa deve riconoscere la parità di ogni forma espressiva, l'articolo 3. D. La Repubblica non deve soltanto prendere atto delle disparità linguistiche. Il secondo comma dell'articolo 3 impegna la Repubblica, ma chi è la Repubblica? Siamo noi la Repubblica, a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini e ne impediscano la partecipazione alla vita politica e sociale. Ciò implica che quelle disparità linguistiche, le quali costituiscono ostacolo sociale, in tale direzione vanno rimosse. Ora, ciò può avere due conseguenze diverse e qua tratteggia due scenari possibili. 1. Imporre a tutti i cittadini un unico medesimo idioma e standard linguistico. Ahimè. Secondo, che è quello invece che a tutti tendiamo, garantire a tutti la possibilità di capire e usare norme di realizzazione diverse e idiomi diversi, sì da consentire a tutti la reciproca intesa linguistica, poiché lo scenario numero 1, contrasta decisamente poi con i punti A, C che abbiamo discusso in precedenza e che si saldano appunto alla Costituzione. Ne viene che la sola conseguenza corretta dell'articolo 3 sul piano linguistico è la conseguenza 2, cioè lo scenario 2, quello di garantire a tutti la possibilità di capire e usare norme. Dunque, la Repubblica Italiana, dalla sua Costituzione, è impegnata, siamo nel 1974, a promuovere un'educazione plurilinguistica dei cittadini. Noi adesso ci riempiamo la bocca, no? Leggiamo appunto i documenti dell'Europa come se fossero la scoperta, perdonate, un po' dell'acqua calda, ma già nel 1974 in Italia si diceva a chiare lettere. Altro comma. La Repubblica non fissa limiti al plurilinguismo, non solo, ma ne sollecita la libera manifestazione. Se vi ricordate l'articolo 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ed estende quindi tale diritto ad ogni sorta di espressività, poiché fa esplicito riferimento quindi ad ogni mezzo di diffusione. Conclude, abbiamo voluto trarre queste 5 conseguenze in modo esplicito perché esse definiscono ciò che intendiamo per educazione linguistica democratica. Un'educazione linguistica che rifiuti con pari fermezza sia l'oppressione di un idioma o di una forma stilistica, quelle evocate da Silvana prima, o di un tipo di linguaggio sugli altri, sia un equivoco spontaneismo che lasci intatti i ghetti che la vicenda storico-sociale possa aver creato. Un'educazione dunque che nel rispetto di ogni sorta di varietà, anzi diciamo meglio, spinga tutti ad accedere a tale varietà e creatività. Sempre nello stesso saggio vi ho riportato questo pezzettino che per me invece è significativo per l'esperienza del territorio, per l'esperienza del Friuli Venezia Giulia. Non a caso si inizia così. L'esperienza della varietà di lingue è importante per togliere assolutezza agli schemi linguistici più abituali, per educarsi alla tolleranza e intelligenza delle guardate, pensate al peso delle parole, al peso semantico delle parole, delle possibilità comunicative ed espressive e nella misura in cui ciascun idioma aderisce alla peculiare vicenda storica di una comunità nazionale per educarsi alla storia, altra parola chiave, storia, nella storia del suo pensiero. Una società come quella italiana, ricca di tradizioni linguistiche molto diverse, dagli idiomi delle minoranze etnolinguistiche ai gruppi neolatini diversi, dall'italo-romanzo, latino, sardo, friulano, ai molti e vari dialetti, eccolo qua, è un vivo laboratorio nel quale l'esperienza della varietà di lingue è utilmente a portata di mano. E a mio parere il Friuli Venezia Giulia è un vivace laboratorio, di ricerca, è un terreno fertile per indagini sociolinguistiche, linguistiche, etnolinguistiche, storico, di qualsiasi tipo filologico, è un banco di prova di modelli linguistici, di modelli teorici, a qualsiasi scuola poi possano appartenere. È un laboratorio vissuto pienamente da noi insegnanti, nel senso che lo viviamo proprio sulla pelle quotidianamente e lo sperimentiamo quotidianamente nelle classi, nelle scuole. Rievoco la tesi, il numero 8, i principi dell'educazione linguistica democratica, soprattutto un pezzettino che io vi ho segnalato col capoverso numero 4, in realtà è molto denso questo principio, questa parte, però questo, ricordato da Banchi prima, credo che sia non il più significativo sicuramente, ma debba essere ricordato e per noi è
imprescindibile, nel senso che qualsiasi attività didattica, sia di formazione per gli insegnanti o di formazione, diciamo così, nostra, partiamo sempre da questo, soprattutto in un contesto come il Friuli, soprattutto in un contesto in cui il Friuli non si parla appunto solo italiano, ma si parla friulano, si parlano varietà slovenofone, germanofone, ma si parlano tantissime lingue e quindi abbiamo tantissimi bambini, che giuridicamente chiamiamo gli alunni con cittadinanza non italiana, di cui non conosciamo i retroterra linguistici. Cosa dice in questo principio, in questa parte? La scoperta della diversità dei retroterra linguistici individuali tra gli allievi dello stesso gruppo è il punto di partenza, cioè non si può fare formazione. De Mauro poi dice non ci possono essere buoni insegnanti se non c'è una buona scuola, quindi bisogna far coincidere tutte le cose e ci vuole anche un'azione poi statale per avere una buona scuola. Ma questo è il punto di partenza del nostro lavoro, di ripetute e sempre più approfondite esperienze ed esplorazioni della varietà spaziale e temporale, geografica, sociale, storica. Qua gli studenti sono più abituati a sentire variazione diacronica, diatopica, diastratica. De Mauro era più abituato a essere molto più semplice e quindi a usare aggettivi più semplici, che caratterizza il patrimonio linguistico dei componenti di una stessa società. Imparare a capire e apprezzare tale varietà, quindi, è il primo passo per imparare a viverci in mezzo senza esserne succubi, ma neanche senza calpestarla. Quindi vedete quanto in pochissime righe ci sta già insegnando. E poi si torna ad una categoria che è stata evocata fin dall'inizio, cioè la lingua materna. Io la chiamo la lingua materna, tecnicamente chiamata L1, cioè la lingua nativa, che spesso tendiamo a oscurare o a non riconoscere, e sento ancora insegnanti che mi dicono no, tutto ciò che è prima della classe, cioè prima dell'italiano, non esiste. Quindi ciò che il bambino già sa non mi interessa, ciò che mi interessa è che sappia o che apprenda l'italiano. Bocciata l'esame di concorso, subito. No, purtroppo sono già in aula questa. Sì, è vero, osservazione perfetta. Questa è una prefazione ad una bellissima antologia, 6.000 lingue del mondo, del 99, ma è una citazione che a me crea ancora sentimenti ed emozioni. Una lingua, voglio dire, la lingua materna in cui siamo nati e abbiamo imparato a orientarci nel mondo, non è un guanto, uno strumento usa e getta. Essa innerva la nostra vita psicologica, i nostri ricordi, associazioni, schemi mentali. Essa apre le vie al consentire con gli altri e le altre che la parlano ed è dunque la trama della nostra vita sociale e di relazione, la trama invisibile e forte dell'identità personale, scusate il cambio e di gruppo. Quindi questo è il friulano, ma questo è ovviamente per me i dialetti, anch'io provengo dal sud, quindi ho un misto tra napoletano e romano, ma potrebbe essere lo sloveno, il tedesco, il cinese, l'arabo, il tagalogo, eccetera, eccetera. Non è un guanto. Questi invece sono i principi di base distillati, diciamo così, da Cristina Lavinio e Sobrero, due sicuramente continuatori del lavoro di De Mauro, i quali appunto a partire da una lettura anche puntuale e circostanziata alle 10 tesi, che vi lascio, quindi non vi svelerò troppo, però questi sono 3 principi fondanti sui quali dovremmo sempre ragionare e che richiamano un po' quello che si diceva prima. 1. L'educazione linguistica come formazione alla cittadinanza, quindi vedete che è un'educazione democratica nel senso proprio costituzionale. Lo sviluppo e l'esercizio delle capacità linguistiche non vanno mai proposti e perseguiti come fine a se stessi, cioè non si impara o non si insegna una lingua così tanto per insegnare o imparare una lingua, ma come strumenti di più ricca partecipazione alla vita sociale e intellettuale. Siamo cittadini partecipi, attivi. L'esigenza primaria di conoscere il retroterra culturale e linguistico dell'alunno, lo abbiamo appena visto, per tarare sulle sue competenze di base il progetto educativo. Noi insegnanti abbiamo bisogno di sapere chi abbiamo di fronte, quali sono le competenze, le conoscenze, le capacità di questi studenti per insegnar loro e quindi per dar loro questo arricchimento linguistico. E sempre dalla tesi 8, la sollecitazione delle capacità linguistiche deve partire dall'individuazione del retroterra, linguistico-culturale, personale, familiare, ambientale dell'allievo, ma non per fissarlo e inchiodarlo
ha questo retroterra, quindi fermo lì, una specie di monade che sta fermo lì e mai deve uscire, ma al contrario per arricchire il patrimonio linguistico dell'allievo attraverso aggiunte e ampliamenti che per essere efficaci devono essere studiatamente graduali. Quanto un bambino sa già è di fondamentale aiuto per apprendere quello che poi sarà. Noi nelle classi spesso guardiamo ciò che non c'è, cioè manca l'italiano, ma non guardiamo ciò che c'è già, tutto ciò che i bambini già sanno. Siamo abituati così, proprio per quell'addestramento di cui parlava De Mauro anni fa. Poi salto il rispetto per tutte le lingue e gli idiomi. Dall'obbligo costituzionale di riconoscere l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di lingua, discende il principio di un'educazione linguistica che abbia come traguardo il rispetto e la tutela di tutte le varietà linguistiche, siano essi idiomi diversi, e ci si riallaccia ovviamente alla definizione detta prima. Chiudo con le ultime, non sono le ultime perché sono del 75, ma sono le conclusioni all'articolo di cui vi ho parlato oggi, che è del 75, ma che in realtà poi si dipana in tutta la sua produzione scientifica. Io lo ripeto costantemente, queste sono parole che ormai ho quasi imparato a memoria, che utilizzo nei miei scritti. Parto dalla parte sottolineata. L'abitudine all'addestramento monolinguistico ha privato e priva la scuola di immensi campi di applicazione didattica, di sperimentazione, di intelligente costruzione di esperienze comunicative. La scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa, ma la scuola democratica invece insegnerà come si può dire una cosa. In quale fantastico infinito universo di modi distinti di comunicare noi siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa. Possiamo dire una cosa disegnando, cantando, mimandola, recitando, ammiccando, additando e con parole. Possiamo dirla in inglese, in cinese, in turco, in francese, in greco, ma in piemontese, in siciliano, in viterbese, romanesco, trasteverino, friulano e in italiano. Possiamo dirla con una sintassi semplice, per giustapposizione di proposizioni, con una sintassi contorta e subordinante, con parole antiche o nuove, nobili o plebee, usate o specialistiche. Possiamo dirla come uno scienziato o uno poliziotto, un comiziante o un cronista, un gruppettaro o un curato di campagna. Possiamo gridarla, scriverla a caratteri cubitali o in appunti frettolosi. Possiamo dirla tacendo, purché abbiamo veramente voglia di dirla, e purché ce lo lascino dire, e purché ce lo lascino dire. Ancora una volta il discorso sul linguaggio ridiventa discorso sugli utenti, cioè su quella che Saussure chiamava la massa parlante, di cui poi De Mauro ci ha parlato e scritto a lungo, e sulle condizioni oggettive in cui questa massa, questi utenti si muovono. E l'invito a un'educazione linguistica plurilingue, nel 1975, mosso dalla volontà di suggerire tecniche educative conformi ad obiettivi democratici, quelli che abbiamo ricordati prima, suffragato dalle regioni specialistiche delle moderne scienze linguistiche e semiologiche. Benissimo, ci servono le scienze linguistiche, ci mancherebbe. Si risolve però nell'invito rinnovato alla partecipazione umana e civile, alla realizzazione di condizioni sociali e politiche che consentano tale partecipazione e che facciano della varia creatività, cioè della varia possibilità di utilizzare lingue o varietà linguistiche, uno strumento di più piena solidarietà democratica. Grazie, ma grazie a tutti.